Cari telespettatori, siamo con Ugo Aggiollo, segretario dello SPI-CGIL del Veneto. Parliamo di promozione dell'invecchiamento in salute. Invecchiare si vecchia tutti, ineluttabilmente, però bisogna assolutamente cercare di farlo nel modo migliore possibile, per una serie infinita di logiche, purtroppo ragioni, logiche da noi, non dovrebbero essere tanto logiche. Voi cosa state facendo? Noi stiamo agendo sostanzialmente su due versanti. Uno evidente è quello della contrattazione per riuscire ad ottenere a livello della nostra regione i servizi più vicini e migliori rispetto alle persone che rappresentiamo. Dall'altro però anche quello di lavorare sulla sensibilizzazione, perché le persone man mano che diventano anziane cominciano ad avere disturbi di vario tipo e spesso magari vengono sottovalutati, vengono lasciati da parte, in qualche maniera ci si vergogna anche di questa cosa. E noi stiamo lavorando anche su questo versante, cioè della sensibilizzazione, di avere il coraggio da un lato di avere degli stili di vita che aiutino evidentemente ad invecchiare bene, ad invecchiare in salute, ma dall'altro anche quando c'è qualche sintomo di rivolgersi ai servizi, al servizio sanitario innanzitutto, per poter intervenire in tempi utili per evitare che poi ci siano degenerazioni complicate da gestire. Ecco, segretario, una cosa però importante è l'accesso a tutto ciò, per cui sappiamo, qua torniamo sempre sui soliti temi, liste d'attesa eterne, visite specialistiche, quindi i costi, perché se sono tempi troppo lunghi la persona anziana non vede davanti a sé un orizzonte di 50 anni, faccio per dire, e comunque desidererebbe risolvere presto il problema e deve pagarsi, va tante volte, lo sappiamo, a pagamento. E poi certe cose, parliamo per esempio di protesi acustiche, costano, sono necessarie e indispensabili, voi anche avete partecipato a una campagna di sensibilizzazione al riguardo, ma non mancano i contributi esterni per chi ne ha bisogno, o no? Sì, questo è il grande tema che noi affrontiamo sia a livello nazionale che regionale. Sappiamo bene quanto il Servizio Sanitario Nazionale sia sottofinanziato e quanto le famiglie debbano o rinunciare ai servizi o pagare di tasca propria per avere i servizi, e noi questo lo riteniamo, la dico con una parola forte, una vergogna di questo Paese. E cercate quindi di sollecitare la Regione al riguardo. E abbiamo tra l'altro in piedi una campagna che inizieremo nei mesi prossimi proprio per un finanziamento che sia diverso dall'attuale. Grazie segretario, buon lavoro, aggiorneremo i nostri telespettatori su tutto ciò che riuscirete ad ottenere nel frattempo. A voi buon proseguimento, rivolgetevi alle sedi dello SPI sempre.